Sì, se ne è parlato in quanto appunto ogni prodotto agroalimentare di eccellenza è identitario del territorio e ne rafforza la qualità. Il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco si identifica con il suo territorio collinare così impervio e che è diventato appunto patrimonio UNESCO come paesaggio culturale. E quindi per questa interazione uomo-ambiente. I nostri avi hanno ricamato, forgiato le colline ed è appunto ora frutto di viaggiatori che vogliono vivere un'esperienza indimenticabile e unica, visitando appunto queste colline dove hanno modo di apprezzare quanto lavoro, quanto duro lavoro ci sia, perché appunto è impossibile meccanizzare e ci vanno dalle 600 alle 800 ore di lavoro sui ciglioni inerbiti che sono appunto queste terrazze che caratterizzano il nostro territorio. Di conseguenza si crea un connubio che è win-win, è vincente, un prodotto, un vino eccellente che è anche sensuale perché è una bollicina che comunque si avvicina e si sposa bene in molte occasioni ed è trasversale con un territorio che è stato definito una cartolina dagli dei da un nostro poeta famoso.